Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Spero che si senta bene perché sto provando anche un nuovo microfono senza cuffiette, quindi se qualcuno non sente o sente male me lo può pure scrivere nella chat. Bene, parliamo un po'. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale di Legare vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face e anche nei diari di Face. Poi eventualmente sapete che abbiamo ormai fatto gli ebook Radionica Magica e Abbondanza e Radionico Radionica Abbondanza. Il primo costa 50 euro, il secondo 75 euro. Si possono comprare agevolmente nel sito capitano.altervista.org tramite PayPal semplicemente. Bene. In più abbiamo il ciondolotto da 150 euro più spese di spedizione, si possono comprare lì, e anche le classiche pulizie di Ildecaro Marietto Veneziano, pulizie radioniche. Senti. Oggi parleremo del meglio soli che puntini, puntini, puntini. Perché? Perché ci sono molte persone, soprattutto del lato femminile, che in un certo senso, dopo un certo periodo della loro vita, si trovano in situazioni che sono in stallo perché magari hanno già avuto dei figli, un matrimonio, due matrimoni, ci sono persone che hanno avuto anche tre matrimoni, e in quel caso lì bisogna fare delle scelte importanti. Questo vale sia per il lato femminile sia per il lato maschile. A un certo punto bisogna rendersi conto che le forze in campo sono quelle, non c'è più il 100% di quando si aveva 20 anni, non c'è più il 90% di quando se ne aveva 30, non c'è più l'80% di quando se ne aveva 40. Poi bisogna sempre tenere in considerazione anche che a livello neurologico il cervello incomincia a perdere qualche sinapsi. Quindi verso tra i 40 e i 50 anni succede che si ha un grandissimo bagaglio di esperienza, chiaramente non per tutti, perché alcuni hanno un livello mentale emotivo a 50 anni che è come un bambino di 14, ma io parlo per il 90% delle persone che più o meno riescono a capire quante energie hanno ancora da dare, no? Per costruire magari qualcosa di nuovo. Per questo che fondamentalmente, ciao Luciano, grazie di avermi salutato. Per questo che fondamentalmente tra i 40, ma anche meglio fra i 30 e in avanti, un consiglio vostro Marietto Veneziano che ho fatto già in altre pillole, è buono iniziare con la melatonina. La melatonina è un proormone, lo si trova nei supermercati e dal 1995 più o meno, 1995, sì. Quel periodo lì è stato commercializzato senza ricetta medica in Italia, si può trovare, e quindi aiuta un attimino a rinforzare a livello cerebrale il nostro, tra virgolette, umore, sebbene non è un farmaco, è un proormone che attiva altri ormoni anche, e altre cellule e molecole del cervello. E quindi ci dà questa possibilità di arrivare, non so, a 50 anni, 60 anni, ancora con un bagaglio e una forza energetica a livello mentale, in cui si può tranquillamente, in un certo senso, aver fiducia che si faranno delle scelte positive e accurate, no? Perché? Perché dopo 40 anni, come vi ho detto, si arriva a scarichi, si ha tanta esperienza, ma si muoiono un po' i sogni, no? A un certo punto sono infatti persone che si sveglia, no? Si sveglia e capisce che, ad esempio, bussare a certe porte non funziona perché ci sono certe regole fondamentali che sono gestite dall'eterico e l'astrale. Quindi bisogna arrivare belli forti a livello mentale verso 40-50 anni, con un bel po' di esperienza, e poi si incontrano gente come il Degaro, Marietto Veneziano, o per i più fortunati, per gli altri, e come diceva mio papà, io penso ai miei figli, gli altri genitori devono pensare a loro. Quindi quando si arriva a quell'età lì in cui si è tolti un po' quelle croste stereotipate che mette il sistema, no? E si può incominciare a decidere, no? Bisogna arrivare meglio soli che bisogna arrivare in un certo senso equipaggiati. Ciao Chiara, grazie di avermi salutato. E equipaggiati. Ma dove voglio arrivare qua? Voglio arrivare che ci sono persone che
vedo siti, link, sul tubo che continuano a parlare di polpettoni di quei soggetti che son narcisi, no, quelle persone che continuano a cercare il cavaliere azzurro. Ciao Italia, grazie. Il cavaliere azzurro, il principe azzurro, il re, di qua di là, perché vivono fondamentalmente con le emozioni mentali di un 14enne, no, quando gli raccontava la principessa Pisello. Però non funziona così. A una certa età si arriva corazzati, si deve arrivare corazzati per il bene di se stessi, nel senso, me lo spiego molto semplice, che più voi siete corazzati meno vi fate. Mm? E quindi quando si arriva corazzati a una certa età, anche se in certi periodi di quell'età si è soli, no? Perché si può essere soli anche con la moglie o il marito in casa, se non è l'anima gemella. Però voi dovete arrivare corazzati, cioè nel senso che dovete avere le energie mentali e le energie fisiche per poter affrontare gli altri 40-50 anni che vi aspettano. Perché tra i 40 e i 50 anni basta guardare la linea della vita. Il Marietto ha messo il circuito per guardare il circuito più o meno immaginetta con la linea della vita, e lì uno si può fare un'idea più o meno della sua aspettativa di vita. Quindi quando si arriva per l'età, meglio soli che. Perché? Perché a un certo punto bisogna fare delle scelte importanti. Bisogna fare scelte importanti, ci si rende conto che il cavaliere azzurro è una chimera, no? Un'utopia, e bisogna rendersi conto che quando si forma una coppia, no? Magari perché si è sbagliato a piccolini, nel senso che per piccolini intendo 25-30 anni, si è resi conto che gli ormoni sono finiti, il fatto di essere caduti a piccolini e aver sbattuto a 6 anni la seggiolina nella testa e finì, insomma, quei rapporti nati un po' dalle mode, no? Dal Rambo di turno, e se arriva a quell'età di 50 anni bisogna arrivare sani di mente e chiaramente equipaggiati con tutti i sistemi vibrazionali che vi danno la possibilità di tirare avanti altri 40 o 50 anni. Chi non fa questi passaggi, magari poi a fianco non riesce a vedere che c'ha un sacco di patate, che si spaventa per ogni azione che viene intrapresa, soprattutto in questi periodi qui, perché in questi periodi qui bisogna fare scelte coraggiose. Scelte coraggiose proprio perché bisogna rendersi conto che la ricreazione è finita, no? La merendina del mulino bianco è finita e bisogna tirare fuori gli attributi, bisogna fare scelte coraggiose che magari vanno controcorrente. Non bisogna mai correre in soccorso dei vincitori, ve l'ha sempre spiegato il Marietto Veneziano, perché alla fine si va nel basso strano. E quindi, prima di tutto, il vostro marietto ve l'ha detto, melatonina, ossia radionico, andate al supermercato, in farmacia a comprarla, quello è importantissimo. Poi la seconda cosa, se uno non ha possibilità finanziarie, no? I circuiti radionici per difendere il campo eterico, per pulire la casa, perché nel sito capitano.interviste.org il Marietto ha messo 20 ebook più o meno, hanno già scaricato 2 milioni di circuiti e quadranti radionici, e qualcuno li avrà pur stampati, no? Io non li ho scaricati. Quindi vuol dire che in Italia, un giro per il mondo, perché ho visto come ne hanno scaricati anche dall'India, dal Giappone, dal Brasile, insomma, le hanno scaricate praticamente solo il Polo Nord. Infatti un veggente una volta mi ha detto: i tuoi libri, tu sarai un grandissimo scrittore, nessuno se ne accorgerà, nessuno saprà chi sei, perché fondamentalmente, a parte il De Garda e alcuni pochi sanno cosa, l'unico punto nel mondo in cui non arriveranno i tuoi ebook sarà il Polo Nord, ma per il resto, dall'Antartide al Brasile, al Giappone, così li hanno scaricati, e quindi qualcuno li avrà attivati e funzionano, perché ho avuto dei riscontri di persone che li hanno utilizzati, che mi scrivono delle mail praticamente da quasi tutto il mondo, che sono contenti e funzionano. E sono gratis. Poi, sempre per me, essere meglio soli che il decano Manetto Veneziano propongono delle pulizie che però, come si dice, comprendono tutta la famiglia. Chiaro che se in casa, no, ci sono casi in cui la persona che è a fianco non è l'anima gemella, è uno che va a giocare tutti i soldi a carte, è uno che va a spendere a destra e a sinistra,
Cioè, capite, bisogna fare scelte coraggiose. È inutile tenersi, a fianco qualcuno che fondamentalmente vi frena la vostra evoluzione e anche la vostra ricerca dell'anima gemella. Quindi, bisogna prendere dei provvedimenti, no, e quindi se voi uno si fa pulire anche quel tipo lì, poi rischia che quel tipo lì, per via del suo karma, se prima vi prendeva 1.000 € per andare a giocare a carte, dopo me ne prende 2.000 perché è più forte. Quindi bisogna sempre stare attenti anche a chi si protegge, soprattutto se non è l'anima gemella. Poi c'è il pendaglio potentissimo, ha 8 protezioni vibrazionali e poi ha anche un altro sistema di difesa, ma quello lì l'ho sempre detto a tutti, io penso solo che lo potranno acquistare solo i cabalisti. Dentro tra i miei committenti che è miliardario, e qui lo dico e qui lo ripeto, ma non lo comprerà mai perché fondamentalmente non è un'anima prima, non è scintilla, no? Quindi io lì non posso fare niente, non sono padre eterno. Quindi quando uno arriva a una certa età, no? Cioè, e dico una certa età perché un giorno sarà 70 anni quella certa età, ma adesso diciamo fra i 40 e i 50 anni, l'individuo deve sapere che se arriva in forma, no? Con la mente, con le idee chiare, con la melatonina che la prende magari da parecchi anni, che così che gli riforma le sinapsi, che non si fa governare da discorsi stereotipati, perché spesso e volentieri nel committente mi scrivono in PT facendo vedere prodotti di altre persone. Signori, se non hanno più di 6-7 mila anni, queste cose qua, è New Age, è spazzatura vibrazionale. Cioè, noi, il Degare Marietta Veneziana, usano materiali di 20.000 anni fa, 30.000, riti propiziatori di 30.000 anni fa. Usiamo sigilli di 6.000 anni fa, capite? Non veniamo a fare i puffetti, che il primo che si sveglia perché, non so io, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, quel pezzo di ferro che si gira intorno, si mette dentro l'interno. Quello lì ve l'ho già spiegato tante volte che cuoce le persone. Quindi quelle persone che mi fanno vedere cose anche se scritte in caratteri ebraici, roba del genere, signori, cioè, non è che bisogna essere caduti a seggiolone a 6 mesi da piccolini per capire che questo qui è New Age. La New Age alla fine porterà la crionica, cioè alla fine questi che lanciano queste idee qui, lo scopo principale è praticamente, ve lo dico qui, no? Però tu che mi stai ascoltando non andarlo a dire in giro. Alla fine, quelli dall'altra parte dell'oceano, voglio cronicizzare le persone per non farle andare nel basso strale, ma lì è un altro discorso che spiegherò un altro. Quindi, a tutte quelle persone che arrivano a una certa età e sono ancora, si svegliano massicci e gagliardi e cercano la propria anima gemella, secondo me siete seduti sulla sedia giusta se ascoltate Marietta. Veramente avrete fatto i vostri errori, vi sarete rialzati, no? E questo è grande, no? Perché tutti cadono, tutti sbagliano, tutti si rialzano, però c'è chi si rialza e poi copia le migliori e chi si rialza invece perpetua il proprio errore e si vedono 40-50 anni nei bar per il whisketto a parlare tutto il giorno di calcio o di cose che fondamentalmente non servono alla crescita spirituale. Quindi cosa consiglia Marietto? Marietto consiglia chiaramente la melatonina, non farsi condizionare troppo dal sistema, ve l'ho detto, siamo in una guerra commerciale, l'Italia ha già perso più del 30% del suo comparto industriale e questo non era successo neanche nella seconda guerra mondiale. Però ci stiamo difendendo bene perché il governo, visto che le avevo già viste in anticipo queste cose, a me me l'avevano spiegato nel 2000, 20 anni prima, no? E un giorno è venuto Silvietto e gli ho chiesto, ma chi sono i nostri amici, visto che mi sta raccontando tutte queste cose? E lui mi ha detto, tutti. Quindi erano già preparati, però è chiaro che noi abbiamo avuto 50 anni di karma favorevole, siamo diventati nel 1990 la quinta potenza industriale a livello mondiale, avevamo perso la guerra, non è che l'avevamo vinta. No? E poi eravamo banditi di partigiani, di personaggi di basso stile che quando i nostri uomini militari, padri di famiglia nella seconda guerra mondiale erano in Russia al freddo -30 a combattere, questi erano nascosti col camino acceso a mangiarsi il formaggino sulle montagne. Capite che siamo partiti col freno tirato a mano, ma l'Italia fino al 1990 ha fatto furore. Adesso ci troviamo in questa situazione per quelle persone che chiaramente in questo momento si trovano un pochettino disarmate perché magari
tentano e ritentano ogni giorno di trovare la propria anima gemella, io dico che seguite Marietto, siete sulla strada giusta. Chi vuole pazienza per non fare gli errori che magari avete fatto 20 anni. 20 anni magari alcune persone hanno fatto degli errori che poi rimpiangono. Adesso però quelle persone che a 40-50 anni si sono resi conto che hanno l'esperienza, hanno le capacità mentali e hanno ancora 50 anni di vita davanti, devono giocarsi bene le proprie carte. Devono, in un certo senso, essere pronti ad aspettare un pochettino di tempo, attivare tutti i circuiti, attivare tutti i prodotti anche che il Degano Maretto Veneziano mettono sul mercato e aspettare, avere pazienza perché quando si lancia un rito, ad esempio, come minimo ci vogliono 9 mesi per vedere i suoi effetti propositivi. Poi ci sono quelle persone, ad esempio, che sono sole, non devono essere male accompagnate, ma magari sul posto di lavoro, magari hanno a casa dei figli, devono lottare. Il Maretto Veneziano ha messo sul mercato un rito propiziatorio proprio del Maretto Veneziano perché metto, come si suol dire, in un certo senso la protezione di queste persone, due, come si suol dire, due guardiani, no, ma questa è una cosa un po' segreta e millenaria, questo lavoro qui mi è stato tramandato da gruppi misterici e anch'io ne ho dietro uno, però in questi lavori ne metto dietro uno a lato, cioè non dietro, a fianco della persona, e questo serve più che altro per difendere sul posto di lavoro oppure per difendere la persona in linea di massima. Ma se uno già ha il ciondolotto, il rito propiziatorio del Marietto Veneziano è solo un plus in più, no? Comunque già il ciondolotto fa fin troppo e non bisogna, come si suol dire. Certo che se uno ha un'attività, allora il rito propiziatorio del Marietto Veneziano è abbastanza forte per dare una mano. Quindi, meglio solo che mano accompagnati è il titolo di questa pillola per dirvi che se attivate la melatonina, se attivate tutti i circuiti, se non vi fate in un certo senso e fate anche la pulizia radionica perché è importantissimo, no? Per la casa, soprattutto anche per la casa perché ci sono committenti che sono andati a abitare in case infestate e non se ne sono resi conto, sono stati invasi. Ci sono committenti che sentono porte sbattere, piatti che si spostano, computer che si accendono, insomma, ma lì il problema è che erano entrati e non avevano fatto una pulizia radionica alla casa prima. Dopo chiaramente sono stati purtroppo invasi, ma questo è un altro discorso per altro tipo. Quindi quando a questa età qui siete pronti per riuscire a capire anche il messaggio, no? Il messaggio che il Degano Marinetto Veneziano danno, no? E lavorate tutti i santi giorni con i vostri radionici, con il fatto di, ad esempio, anche seguire come si dice, le meditazioni del Marietto. Il Marietto ha fatto più di 1150 pillole, cioè video come questi, sono gratuiti, basta che li seguite, qualcosa si può raccogliere, è tutto gratis, basta che li guardiate e poi chiaramente dopo fa scelte coraggiose, perché se uno pensa di stare sempre nella stessa mangiatoia, tutti i santi giorni avrà gli stessi risultati. Se uno pensa invece, se è ben, come si dice, abbadato, vestito, corazzato di un vestito eterico potente, protetto dalla conchiglia e dai vari riti propiziatori, può tentare anche nuove strade per raggiungere l'anima gemella. Quindi non fatevi abbindolare da quei youtuber che parlano sempre di come fregare il narcisista, ecco devi trattarlo così per farmi sentire la tua mancanza, ecco devi far cos'ha per fare in modo che lui ti sblocchi da... Signore, ma neanche all'asilo le suore mi raccontavano certe cose, ma neanche all'asilo. Cioè, o uno è decoccio e allora si lascia stare meglio solo che non accompagnato, o uno capisce il valore che siete e accetta di condividere una vita con voi. Quindi, cari amici, io penso di aver detto tutto per questa breve pillola, quindi vi ripeto, non fatevi incassare da quelli che vi spiegano come narcisista. Il narcisista, se non è per voi, è inutile che fate i trucchetti da Luna Park, capite, da pagliacci del quartiere. Si lascia stare e si fa vivere nel suo quartiere. Invece, se siete sicuri che la vostra anima gemella, allora bisogna investire perché vuol dire che, in un certo senso, ingabbiato e, come si vuol dire, schiavo
dentro un blocco mentale. Ma questa è una vostra responsabilità, perché come diceva il mio vecchio, io difendo i miei figli e gli altri genitori devono difendere i loro figli. E per questo si intende anche la famiglia, il quartiere, tutto quello che si può fare. Bene, io penso di aver detto tutto, grazie di avermi seguito e ricordatevi che questa sera, venerdì, il Zegarda è in streaming con le sibille interattive gratuite alle 21:30. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.